Ma so parliamo il tedesco. Et elle est où? Lei è a Tenda. À Athènes. Lei è a Tenda e lei è vedova di guerra. La vive da sola. Me l'ha una fantetta di 63 anni. Alors, vous me dites, donc, je m'appelle Pascal. Pascal. J'ai tel âge et je parle tandasque. Voilà. Beh, mi chiamo Martini Pasquale, hai 73 anni e mi parlo tedesco, anche da solo parlo tedesco. Vous pouvez me dire comment ça s'appelle ici, le quartier? E così lei in Canarese, al Vallon de Canarese, Vallon de Canarese. Et le village, Vievola, comment on dit en tandasque? Vieura, lì Vieura dove la cappella lì Vieura. Et il y a des quartiers là autour qui ont d'autres noms dans le Vallon, là. Ah, tutti i campi hanno il suo nome. Vous pouvez m'en dire un peu? Il Bago, al Campasso, al Campo dell'Arma, al Castagné, tutti i campi hanno il suo nome. Et c'était des endroits cultivés, ça? Ah, tutti coltivati, sì. Tutti piantavamo le patate, seminavamo al grano. On faisait des légumes aussi? Il y avait Facevamo dei legumi, delle lentiglie, dei cisi. Et vous avez toujours habité ici? E mi sono quasi nasciuto così, da 73 anni che sto così. Et vos parents, vos grands-parents? E da parte di mamma li sono nasciuti da secoli e secoli, là 5 o 6 secoli. Quel âge elle a la maison, vous le savez à peu Non siamo, no. Al giusto non siamo, ma 6 o 7 secoli. Vous pouvez me dire combien vous avez de vaches? Là in questo momento c'è che 3 vacche da laito. Prima ne aveva de decine, de 15, mais ora... Allez, je vais vous demander un secret. Comment vous faites le fromage? Ah, per far formare è un segreto che non dico a nessuno. Expliquez-moi un peu. Ah, non posso, no. Ah, no. E dopo gli altri mi piano a patenta. Mais non, mais ils ont plus de vaches, ils peuvent pas le faire. Il faut faire chauffer le lait. E venta fa scaldare il latte a environ a 35 gradi e poi venta metterli al cuoio, poi lasciarlo pausare, riberto, 40 minuti. Circa 40 minuti, poi dopo venta sbatterlo con una battaglia e poi va recampato con le mani e poi piarlo con la raiola e poi io metto a rescurare, io metto a rescurare. Et après on le met dans la forme. E mi non metto in una forma, lo faccio quadro con le mani. Et après, il est fait au bout de combien de temps? Il faut le saler? Ah, venta sararlo de sera, venta sararlo da una parte, rendement de matin, venta girarlo e sararlo dall'altra parte. E poi dopo va asciugato, va girato, ogni tanto venta occuparsi, venta... Et combien de temps il faut le garder avant de le vendre? Dipende, alle nacchi vendo anche freschi da di stesso. Agli dei clienti che vogliono fresco. Et avant, on le gardait beaucoup? Prima guardavamo mai, la gente lo voleva più secco. Invece la gente moderna ora li vogliono fresco. Maintenant, quand il est trop fort, ils ne le veulent plus. E in generale li non vogliono più forte, li fa bruciare la lingua. Et avec le lait de vache, on ne fait pas de brousse? Sì che può fare brusso, ma è un lavoro che non faccio più, fa troppo lavoro. Mi da solo non posso più farlo. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Venta fa buia al laito, venta fa buia all'accia con del laito mesciato, è tutto un sistema complicato, troppo complicato. L'ha già tanti anni che non faccio più. Sono capace a farlo, ma non fa e lasciamo perdere. Et vous faites encore le beurre?
Al Buri un viaggio a settimana, oui. Al giorno e al di dal Buri. Et vous faites comment avec la... Con a Buriera faccio girare, girare. Il paraît que c'est pas facile, c'est vrai que c'est difficile de... A far Buri nei pas tutti che sono buoni per farlo proprio bene. E dei viaggi ho ratto anche me. Ah bon? Dei viaggi mi capita di pas riuscirlo bene. Pourquoi? Qu'est-ce qui c'est? A temperatura, al Buri è capriccioso. Et vous en faites beaucoup? No, non faccio poco, non faccio 2 kg a settimana, più giusto un poco di crema, giusto, perché diventa che lascia di crema per lo formaggio, se da noi il formaggio resteria magro, dopo la gente non aggraderia. Capisci? Non, pas de problème. Et ça se vend bien le beurre? Al Buri no, di meno, la gente gli ha paura che gli faccia il colesterolo. No, al Buri non si può più. Et il est meilleur que le beurre du commerce, ça n'a rien à voir. Mio trovo migliore, ma quelli che non sono abituati mi piacciono. Merci.